Oggi ho lanciato un'iniziativa che ho voluto chiamare Operazione Trasparenza. L'ho fatto presentando in Consiglio regionale una proposta di legge che prevede l'istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti. L'anagrafe pubblica degli eletti consente ai cittadini di avere accesso diretto agli atti, ai redditi, agli incarichi dei consiglieri regionali. Credo che questa sia un'iniziativa doverosa in un tempo di crisi dove alla politica è richiesto di essere credibile e di essere trasparente. Questa iniziativa è già stata proposta tra l'altro da altri gruppi politici, dal Partito Radicale Italiano, dai Verdi e anche da autorevoli esponenti del Partito Democratico. Credo che sia importante ed urgente dare l'esempio ed è per questa ragione che da oggi sul mio sito www.andreacausin.it è possibile, cliccando sul tasto Operazione Trasparenza, visionare già i miei redditi, i miei atti in Consiglio regionale e anche il mio stato patrimoniale.